Domenico, siamo qui con il vincitore del campionato d'inverno dell'ultima gara di giornata riservata alle categorie giovanili, junior e senior. Allora, com'è andata la gara? Sei arrivato a braccia alzate in una volata ristretta di 4 atleti? Sì, siamo partiti subito e diciamo che ho provato, pronti via, è andata bene subito. Più che altro c'erano tanti nomi forti e per cui diciamo sorprenderli è stata la mossa vincente. Dopo comunque i tre ragazzi che ero assieme erano tutti molto forti. Avete collaborato, siete andati d'accordo? Sempre collaborato fin dal primo giro. Dopo ci eravamo messi come obiettivo arrivare sul minuto e mezzo, se ce la facevamo ovviamente, per dopo stare un po' più tranquilli, e alla fine quando mancavano 2 giri comunque eravamo tutti d'accordo di arrivare fino all'arrivo e giocarcela in volata, e così è stato, insomma. Com'è l'esordio stagionale? Esordire con una vittoria in questa gara al campionato d'inverno organizzato dal colorificio Santo Eufemia? Molto bello, più che altro è la prima volta che faccio questa gara perché solitamente comincio sempre più tardi perché sono pigro, d'inverno faccio poco. Meno male fai poco, allora, visto l'esito di oggi. Però gara organizzata bene, devo dire, devo fare un appunto, ecco, per il traffico ottimo, gestito molto bene, che diciamo nel mondo amatoriale è una cosa che si tralascia un po' troppo, ecco, diciamo, almeno si corre sicuri, siamo divertiti. Ok, facciamo i complimenti ancora e ti auguriamo una buona stagione. Grazie mille a tutti, Ci vediamo presto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, complimenti. Grazie.